Sono due barconi affondati davanti le coste libiche, lo riferisce il portavoce della Guardia Costiera. Ennesima tragedia nelle acque del Mediterraneo. Secondo la sezione libica dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ci sarebbero 150 morti. A quanto si apprende anche dall'Agenzia ONU per i rifugiati, il barcone sarebbe partito a circa 100 km a est di Tripoli. Secondo i sopravvissuti, a bordo si trovavano circa 300 migranti, 140 le persone soccorse e riportate a terra, dove hanno ricevuto assistenza medica e umanitaria. Le Nazioni Unite hanno più volte chiesto che le persone soccorse al largo della costa non vengano riportate in Libia, zona di conflitto dove i migranti vengono incarcerati in condizioni disumane. Secondo l'equipe di Medici Senza Frontiere che hanno soccorso i sopravvissuti, sono tutti in stato di shock con sintomi di preannegamento, ipossia e ipotermia. È appena avvenuta la peggiore tragedia nel Mediterraneo di quest'anno, ha scritto su Twitter l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati Filippo Grandi, che ha esordito. Deve riprendere adesso il soccorso in mare, la fine dei campi di detenzione dei migranti in Libia, aumentando i percorsi sicuri per uscire dalla Libia, prima che sia troppo tardi per molta gente disperata. E il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha ulteriormente chiarito che non dichiarerà alcun porto prima che ci sia sulla carta una ridistribuzione in tutta Europa dei 140 migranti a bordo.